Si comincia il lunedì mattina nello hub di Villorba con la prima simbolica inoculazione alla presenza del generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. La terza dose di vaccino, eterologa e con Pfizer o Moderna, parte dunque dal Veneto e punta a raggiungere entro la fine di settembre una platea di almeno 100.000 persone fra gli over 80 anni e sanitari, più altri 130.000 ad ottobre. Oggi si sa che la terza dose può essere fatta agli immunodepressi, citano soprattutto i trapiantati, fibrosi cistica, cioè grandi patologie, e può essere fatta dopo 28 giorni dalla vaccinazione, quindi subito, proprio per mettere in protezione appunto queste categorie molto fragili, e si parla di dose aggiuntiva. L'altra categoria invece è quella degli over 80 sanitari, tutte le case di riposo, quindi tutte le persone, noi abbiamo 30.000 ospiti all'interno delle case di riposo. Si parla di dose booster, quindi che fa da protezione ulteriore, così almeno questi sono i termini che loro citano, però poi li capiremo nella circolare con maggiore dettaglio, e possono farlo dopo 6 mesi dalla vaccinazione completa. Quindi attendete questa risposta per i sanitari? Noi attendiamo questa risposta, chiaramente stiamo scaldando i motori, sia per quanto riguarda il portale che sia pronto con le sezioni per le prenotazioni, le aziende si stanno invece già organizzando con le USCA, con i medici all'interno delle strutture. Io oggi pomeriggio farò un incontro con gli enti gestori delle strutture per anziani proprio per definire e organizzare con loro la vaccinazione che sarà all'interno di queste strutture. Poi ci sarà la vaccinazione a domicilio, perché over 80 abbiamo tante persone a domicilio, qui cercheremo di coinvolgere nuovamente i medici di famiglia che anche nella prima fase, insomma, per quanto riguarda il domicilio, ci hanno dato una grossa mano. E con la coincidenza con l'antinfluenzale avete previsto qualche ordine di intervento? Noi abbiamo chiesto a AIFA e all'Istituto Superiore di Sanità se sarà possibile una vaccinazione in contemporanea. Non abbiamo ancora nessuna risposta e non sappiamo se questa sarà possibile o non sarà possibile. In ogni caso noi vogliamo adesso partire già subito con la terza dose per mettere in protezione i soggetti più fragili, gli anziani, in modo da dire che la esauriamo verso fine ottobre con la maggior parte della popolazione che deve essere messa in protezione, e a novembre quindi eventualmente si possa fare l'antinfluenzale, quindi distinguendolo tra vaccino anti-Covid e vaccino antinfluenzale.